Il maltempo che ha colpito anche il Vicentino ha provocato danni a macchie di leopardo nell'intera provincia. Le perturbazioni si sono protratte a fasi alterne dalla mattinata e nel primo pomeriggio. Oltre al vento e alle piogge intense, in alcune aree è stata la grandine a provocare i danni maggiori. 25 gli interventi dei vigili del fuoco per alberi abbattuti e prosciugamenti. In tarda mattinata le zone più colpite sono state Brendola e Sarego, dove la perturbazione si è scatenata in pochi devastanti minuti. Il punto più critico però nella zona di Montebello Vicentino tra Zermeghedo e Gambellara. La grande quantità di grandine, con chicchi grandi anche come noci, ha saturato gli scarichi della rete secondaria, facendo tracimare fossati e allagando le strade. Il dilavamento dell'acqua ha provocato due frane lungo la regionale 11 Padana Superiore, dove è in vigore il senso unico alternato per rimuovere il terreno dalla carreggiata. La grandine ha colpito anche la zona di Fimon. La pioggia e il vento hanno interessato il territorio comunale di Valdagno. A San Quirico un grosso albero è caduto sulla provinciale 246. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita.